L'AICA a breve immetterà nuove risorse idriche nella rete agrigentina che permetterà di attenuare la mancanza di acqua. Nostre interviste speciali ai vertici dell'azienda agrigentina. Oltre 700 arrivi di immigrati a Lampedusa, un'emergenza che stiamo affrontando, è quanto affermato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo nei confronti di una famiglia mafiosa di Sciacca, eseguiti 7 arresti, plauso del cartello sociale. Il Libero Consorzio di Agrigento ha firmato l'autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva per completare l'iter sull'aeroporto richiesto dall'ENAC. Soddisfazione dei consiglieri comunali della DC e della Lega, anche l'Ordine degli Architetti plaude all'iniziativa del commissario straordinario. Manifestazione ieri del CAV al santuario di San Calogero per l'inno alla vita. Lino Banfi testimonial di una campagna dell'Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. Il funambolo Essone non ce la fa per poco ad attraversare su una fune lo stretto di Messina, ma è già un record. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo oggi con la notizia del giorno, quello dell'AICA. A breve la dotazione idrica per la nostra città e comuni vicini aumenterà, questo quanto appreso dai vertici dell'azienda agrigentina, un piano dettagliato di interventi, in maggior parte risorse idriche provenienti da nuova sorgente che la stessa azienda, dopo accurate ricerche, ha trovato. Sono cifre importanti che assommano all'incirca nel suo complessivo a oltre 150 litri al secondo in più, che verranno immessi nella rete idrica provinciale. Vediamo l'intervista, uno stralcio dell'intervista al presidente dell'AICA, Settimio Cantone. Siamo con il dottore Settimio Cantone, presidente dell'AICA. Siamo voluti venire qui proprio per sentire le novità in un momento in cui Agrigento purtroppo invece di capitale della cultura viene additata dalla stampa come capitale dell'arsura. Si vive un momento difficile, la gente non arriva a riempire le cisterne, le autobotti hanno difficoltà, insomma c'è un problema generale. Come AICA, come state vivendo questo momento e cosa state facendo, se a breve ci possono essere anche delle soluzioni cui so che state lavorando in maniera attiva e fattiva. Presidente. Sì, intanto ringrazio TVA per la sua solita sensibilità. È chiaro che viviamo male questa emergenza, siamo in emergenza, un'emergenza drammatica che attraversa il nostro territorio complessivamente da Sciacca fino a Licata, quindi noi stiamo semplicemente lavorando 18 ore al giorno per cercare di in qualche modo di porre rimedio alle difficoltà dei cittadini. Le problematiche sono tante, però vorrei lanciare un messaggio di rassicurazione. Qualche spiraglio lo abbiamo, nel breve AICA farà dei comunicati insieme al direttore generale Guarneri. Stiamo proprio ricercando un po'. AICA ha cambiato il suo core business, mentre prima gestiva soltanto il servizio idrico, ora i nostri uffici sotto il coordinamento del direttore generale sono preordinati esclusivamente alla ricerca di nuove fonti. È chiaro che noi finalmente la battaglia che sta facendo AICA è quella di creare, di raggiungere un'indipendenza idrica. Non possiamo dipendere da conduttori distanti centinaia di chilometri dalla nostra zona, posizionati a Palermo o nella provincia di Caltanissetta, perché qualsiasi rottura poi il prezzo principale lo pagano le comunità della provincia di Agrigento. Quindi questa indipendenza idrica alla quale auspichiamo in cosa si esplica? Nella ricerca di nuove fonti. Abbiamo individuato dei nuovi pozzi e questi pozzi potrebbero dare un concreto aiuto, perché hanno una capienza molto molto ampia, potrebbero dare un concreto aiuto alla nostra comunità. Noi abbiamo già depositato, il dottore Guarneri ed io, alla presidenza della regione, abbiamo già depositato un nuovo quadro di interventi per migliorare gli standard di efficienza idrica, i quantitativi di acqua da far arrivare alle famiglie agrigentine. È chiaro che ci vogliono i tempi, ma ripeto, siamo convinti che nell'arco delle prossime 2-3 settimane la situazione dovrebbe migliorare. Oggi viviamo in una condizione di emergenza, però lasciamo stare
le frasi fatte, capitale della cultura, non mi pare corretto nei confronti di chi ha lavorato per raggiungere questo ambizioso titolo di capitale della cultura. Non ci sentiamo la capitale dell'Arsura, ci sentiamo una zona che storicamente è stata sempre in penuria di acqua, storicamente. Questo è un anno il più siccitoso degli ultimi 120 anni, quindi non è un dato di fatto che non lo dice AICA, ma lo dicono tutte le statistiche nazionali. Quindi stiamo fronteggiando tutti i vertici di AICA insieme ai nostri operatori, ai quali voglio dare, consentimi Arturo, di dare un encomio ai dipendenti di AICA per quello che stanno facendo. Lavorano anche loro fuori dagli orari, lavorano con senso di abnegazione perché capiscono la delicatezza di questo momento. È chiaro che è una battaglia difficile, ma consentimi un ultimo messaggio: se non avessimo avuto al nostro fianco la prefettura di Agrigento, tutto ci sarebbe venuto più difficile, dalla vicenda delle autobotti alla quotidianità, alla vicenda della gestione quotidiana, ripeto. Però ecco, è una battaglia difficile, ma non ci stiamo risparmiando. Questo voglio rassicurare tutta la comunità agrigentina in questa direzione. E di nuovo emergenza immigrati, oltre 700 gli arrivi a Lampedusa che sono stati trasferiti con la nave a Porto Empedocle, complice il bel tempo. In merito abbiamo sentito il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Prefetto, emergenza sbarchi, poco fa parlava lei, in arrivo 700 No, immigrati. sono già 700. Sono già 700 a Lampedusa. E a Lampedusa, ora noi faremo imbarcare 300 stasera, 300 domattina e 300 domani. Voi direte, questo fa 900. Sì, perché ne stanno arrivando altri. Quindi noi stiamo calcolando che in base a quello che ci dice il radar e il satellite, ci sono in giro circa 300 migranti in arrivo e non sappiamo quanti altri ne partiranno. Quello a cui siamo di fronte ciò a cui siamo di fronte è un periodo di giornate lunghe, molte giornate fino a lunedì intero, a quanto pare, di mare buono, e quindi dobbiamo prepararci, diciamo, a numeri sostenuti. Pronti all'emergenza? Assolutamente sì. Noi abbiamo aperto già il centro di Porto Empedocle, che come sapete lo apriamo e lo chiudiamo all'occorrenza. Non è un centro che sta sempre aperto. Come abbiamo promesso a suo tempo alla comunità locale, non è certamente un centro di accoglienza. Si apre saltuariamente e si svuota in poche ore. Avverrà anche questo in questi giorni. È un centro che fa da polmone, consente di svuotare Lampedusa in sicurezza, evitando di concentrare nel porto di Porto Empedocle le persone con gli effetti deleteri che abbiamo visto la scorsa estate. Ricorderete tutti, credo, i migranti che se ne andavano in giro per Porto Empedocle perché i poveretti lì obiettivamente stavano male. Io ricordo nettamente che col questore dell'epoca pure noi ci mettevamo sotto le pompe che tiravano fuori, che buttavano acqua sui migranti per dare un minimo di refrigerio, perché si era tutti allo stremo. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo, indagini nei confronti di una famiglia mafiosa di Sciacca, eseguiti 7 arresti. Il servizio. Finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e della compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione a 2 ordinanze applicative di misure cautelari emesse dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 soggetti, di cui 5 sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 2 invece destinatari degli arresti domiciliari. Gli indagati sono indiziati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione illecita, concorrenza, aggravate dalla finalità di agevolare Cosa Nostra, scambio elettorale politico mafioso e traffico illecito di rifiuti. Per l'esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati oltre 100 militari delle Fiamme Gialle, in forza anche i reparti di Palermo e Agrigento. Stanno adesso effettuando perquisizioni in diverse province siciliane e nel Molise, presso abitazioni e sedi societarie, nella disponibilità di ben 22 soggetti indagati. Le indagini condotte con l'ausilio dei colleghi della compagnia di Sciacca avrebbero permesso di ricostruire l'esistenza di dinamiche criminali legate all'esercizio di un capillare controllo economico del territorio da parte della famiglia mafiosa di Sciacca, al cui interno sarebbe emersa un'accesa
competizione finalizzata ad ottenere la leadership è terminata soltanto alla fine del 2021, dopo la morte dell'anziano capofamiglia Salvatore Di Gangi. A quest'ultimo sarebbe subentrato uno storico uomo d'onore organico all'articolazione di Cosa Nostra Saccense, già condannato per associazione mafiosa, il quale, come ricostruito dal GIP, si sarebbe affermato grazie alla spiccata capacità di ergersi come collettore nel settore degli appalti. Infatti, come evidenziato nell'ambito dei provvedimenti cautelari, il dato complessivo che emerge è proprio la persistente capacità di infiltrazione e di condizionamento del tessuto socio-economico del territorio da parte dell'associazione mafiosa, che ha trovato espressione da un lato con il controllo pressoché totale nel settore degli appalti e i costanti tentativi di inserimento con i subappalti e le forniture, dall'altro con il condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali. Sarebbe emerso un penetrante potere di infiltrazione del sodalizio criminale nell'economia legale, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni e del movimento terra, attuato anche ricorrendo a condotte estorsive di illecita concorrenza con minaccia, violenza ed usura. Nello specifico, tra il 2020 e il 2023 sarebbe stato riscontrato il condizionamento di diversi appalti pubblici, con particolare riferimento alla realizzazione del depuratore, nonché al rifacimento della rete fognaria dell'area portuale di Sciacca e dell'asilo comunale di Menfi, avvenuto anche grazie al determinante apporto di imprenditori mafiosi che, sostituendosi di fatto alle società aggiudicatarie, avrebbero sistematicamente eluso la normativa antimafia in materia di subappalto mediante l'imposizione delle forniture di materie prime e il nolo affreddo di mezzi. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare figura anche un pubblico ufficiale in capo al quale sono stati ipotizzati i reati di corruzione e di falso, in quanto nel 2021, in cambio dell'esecuzione a titolo gratuito di alcuni lavori presso la propria abitazione, avrebbe agevolato la società riconducibile ad uno degli imprenditori mafiosi per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione dell'hub vaccinale di Sciacca, attestando falsamente il possesso di una certificazione indispensabile per l'ottenimento della commessa. Gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni avrebbero inoltre consentito di riscontrare l'intervento del citato pubblico ufficiale per favorire l'affidamento diretto a favore della citata società dei lavori relativi allo sgombero e ripristino del manto stradale nel comune di Lucca Sicula, Agrigento, al ripristino della pavimentazione stradale di collegamento in alcune contrade del comune di Caltabellotta e all'intervento di recinzione dell'area posta sotto sequestro in località Scala dei Turchi nel comune di Realmonte. Infine, le attività di indagine avrebbero disvelato il tentativo di influenzare le elezioni comunali di Sciacca del 2022. In tale contesto, il nuovo reggente della famiglia mafiosa avrebbe incontrato un candidato al consiglio comunale per garantirgli appoggio politico, episodio per il quale il GIP ha ritenuto ricorrenti elementi idonei a configurare il reato di scambio elettorale politico mafioso. E il cartello sociale di Agrigento interviene oggi sulla brillante operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DDA, che ha interessato Sciacca e parte del territorio occidentale della provincia. Merita un plauso particolare perché tesa a smantellare un'organizzazione di stampo mafioso che, attraverso una serie di reati gravi, tenta di condizionare il sistema degli appalti e del libero mercato a livello locale. Grazie a indagini sofisticate, afferma il cartello sociale, è stato possibile ricostruire quelle dinamiche criminali tese a controllare la vita economica del territorio, che risultano esiziali per la civile convivenza e la libera concorrenza nelle attività economiche. Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine e alla magistratura per il loro operato, che rappresenta un'iniezione di fiducia per chi agisce nel rispetto della legalità e delle regole che presidiano le libere attività economiche. Questo quanto affermato dai rappresentanti del cartello sociale.
Il commissario del Libero Consorzio ha firmato l'autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie a dare l'incarico tecnico per completare le risposte da fornire all'ENAC. Entro fine luglio il RUP, l'ingegnere Filippo Napoli, presenterà a Roma al MIT il fascicolo con gli elaborati con tutte le risposte alle richieste di chiarimenti sull'ENAC relativo appunto al progetto dell'aeroporto. Su tale atto i consiglieri comunali Spataro e Zicari della DC plaudono a questo atto del Libero Consorzio, così come la capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cimino, apprende con entusiasmo la notizia del Libero Consorzio e si auspica che tale progetto, già valutato positivamente dal ministro Matteo Salvini, andrà a buon fine con l'inserimento nel PNA dell'aeroporto di Agrigento. E proprio sull'aeroporto di Agrigento interviene l'Ordine degli Architetti a sostegno dell'attività del Libero Consorzio per superare le criticità rilevate dall'ENAC, il servizio. Sull'aeroporto Valle dei Templi gli architetti a sostegno delle attività del Libero Consorzio per superare le criticità rilevate dall'ENAC. Il presidente Rino Lamendola interviene affermando lo scalo agrigentino alimenterebbe il polo occidentale dell'isola, che dal punto di vista amministrativo potrebbe fare capo a Punta Raisi con l'obiettivo di superare eventuali concorrenze territoriali e consentire una notevole riduzione dei costi di gestione. È quello che ci aspettavamo, una pronta reazione del Libero Consorzio per redigere immediatamente gli studi integrativi richiesti dall'ENAC per esprimere il proprio parere fondamentale per l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale. Apprendiamo con entusiasmo, prosegue il presidente dell'ordine Rino Lamendola, che già è stata incaricata una società di esperti, la quale, integrando gli studi già redatti dalla KPMG, supporterà il Libero Consorzio nella rivalutazione della lunghezza della pista, al momento prevista di 1200 metri, e soprattutto nell'integrazione della documentazione già prodotta al Ministero delle Infrastrutture, con ulteriori dati finanziari e socio-economici e con studio anemometrici, pluviometrici e idrografici aggiornati a oggi. Siamo sempre più convinti che per concentrare dal punto di vista amministrativo le attività aeroportuali in due poli, come auspicato dal Piano Nazionale degli Aeroporti, lo scalo agrigentino, così come quello di Birgi, potrebbe alimentare il polo occidentale dell'isola, che dal punto di vista amministrativo farebbe capo all'aeroporto di Palermo Punta Raisi. Analogamente lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale, facendo capo a Catania Fontanarossa. Ciò supererebbe eventuali concorrenze territoriali, consentendo peraltro una notevole riduzione dei costi di gestione e una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio isolano. Continueremo a sostenere le attività del Libero Consorzio, conclude il presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, e a fare squadra con il comitato civico promotore dello scalo, con la rete delle professioni tecniche, con i sindaci, con i parlamentari che, a prescindere dai colori politici, stanno costantemente dimostrando il proprio impegno per la concreta realizzazione di uno scalo aeroportuale fondamentale per il rilancio socio-economico della nostra terra. E nell'ambito delle iniziative inserite nella settimana di San Calogero anche quella del CAV, Centro Aiuto alla Vita, che si è svolta ieri presso il santuario, denominata appunto Inno alla Vita, con la benedizione delle mamme in attesa, e che ha visto la partecipazione dell'Associazione Teatrale Arcobaleno e l'intrattenimento musicale del violinista Ugo Adamo. Noi eravamo sul posto. Il capo organizza la giornata alla vita durante la settimana di San Calogero come tradizione, con la benedizione dei bambini. Sì, festeggiamo sempre la vita, sempre in ogni caso, in ogni momento della nostra giornata. Siamo felici di essere qui, ci sono tantissimi bambini, tantissime mamme, abbiamo già dato un piccolo dono alle mamme in attesa, un bavaglino con un piccolo simbolo di piedini, di una vita in cammino con i propri bambini. Siamo sempre soddisfatti di quello che la gente, cioè vicino a noi, ci dimostra il loro affetto, la loro sensibilità, donandoci sempre tantissime cose. Grazie, cosa dire, viva la vita! Ricordiamo il vostro impegno al CAV, non solo oggi, in questa giornata. No, siamo sempre impegnati 365 giorni all'anno, siamo sempre presenti e la cosa bella è che ogni giorno abbiamo
sempre tante giovani donne che bussano alla nostra porta per chiedere aiuto. È chiaro che chiedono aiuto perché amano la vita e vogliono andare avanti sempre con il loro bambino nel grembo. Distribuzione del pane e anche una rappresentazione teatrale? Sì, ci sarà la nostra amica Antonella Monreale che reciterà dei monologhi scritti da lei a favore delle mamme, a favore della vita, e Ugo Adamo che ci accompagna sempre con la sua lieta musica, e distribuiremo il pane e i palloncini come stiamo facendo, ed è una grande festa della vita. Anche Antonella Monreale partecipa a questa manifestazione per la vita con dei monologhi insieme ad altri due colleghi? Sì, stasera abbiamo avuto l'onore e il privilegio di essere qua. L'emozione tanta, siamo felici di esserci anche perché è una tematica che ci sta molto al cuore. Stasera vi sentirete 3 monologhi scritti da me con Susi Delicato, Zaira Picone e Oriana Paolo K. È un inno, sono tre monologhi con un inno alla vita. Spero che riusciate a sentire e a capire tutto quello che il CAV in tutti questi anni ha portato qua ad Agrigento. Oggi anche tu qui al CAV, tu sei stato uno dei fondatori e sostenitori e lo continui a essere di questa interessante motivazione che è proprio per la vita? Sì, diciamo una grande manifestazione, replichiamo nel piccolo quello che è avvenuto il 22 di giugno a Roma, la marcia, oltre 30-40 mila persone a favore e a sostegno della vita nascente. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, anche della televisione, che praticamente l'Italia ormai è in deficit, sappiamo bene le culle vuote e ormai siamo in forte denatalità, e allora fare una politica a sostegno della famiglia e dei figli che quando arriva venga aiutato. C'è forse la probabilità del reddito di maternità, significa dare una mensilità alla mamma che tiene il bambino per ben 5 o 8 anni. Di mettere tutta la tua passione di cui sei capace, di avere coraggio di rifiutare e andare avanti, di non farti mai fare la domanda di riserva, di indossare il tuo bel sorriso nonostante tutto, di tenere pulito il tuo cuore e la tua anima. Se tutto il male che ricevi e che pensi di non meritare lo trasformi in qualcosa di positivo e vai sicuro per la tua strada, vedrai che sarai orgogliosa della persona che sei. Questo messaggio è rivolto a coloro che pensano che dal baratro oscuro non si possa uscire, invece non è così. Se ci si guarda attorno, uno spiraglio di luce c'è, sempre. E ricordati che alla fine di una tempesta escono sempre colori più lucidi dell'arcobaleno, e avrai vinto la scommessa con te stessa. Presentato ieri alla stampa il protocollo d'intesa sottoscritto con l'associazione Democrazia nelle regole in materia di diffusione dell'educazione civica verso i giovani, in particolare nelle scuole. Anche Agrigento, insieme ai comuni di Grosseto e Sondrio, sono stati scelti per tale iniziativa. Ieri la conferenza stampa in prefettura. Il prefetto, la firma di un protocollo d'intesa oggi con un'associazione che coinvolge anche 3 capoluoghi italiani. Non soltanto, questi 3 per cominciare, saranno poi 59, quindi mezza Italia praticamente abbondante, e l'associazione è molto importante, Democrazia nelle regole, un'associazione di giuristi nella quale sono presenti, come avete visto, molti consiglieri di Stato, avvocati dello Stato, magistrati, che ha lo scopo di portare la vera educazione civica nelle scuole. Cosa intendo dire per vera educazione civica? Gli insegnanti fanno un ottimo lavoro e fanno degli enormi sforzi per affiancare l'educazione civica alle materie curriculari, le quali prevedono programmi lunghi e defatiganti, che spesso è complicato completare entro la fine dell'anno. Però, a nostro avviso, è necessario che vadano anche persone del mestiere a spiegare ai ragazzi, con un linguaggio semplice e chiaro, che cosa sono le istituzioni in Italia. Quindi non soltanto i valori della Costituzione, dei quali è più semplice parlare, quindi i primi 12 articoli, i diritti e i doveri dei cittadini, non solo quelli. E poi la prima parte, i diritti politici, i diritti sociali, i diritti sindacali, ma anche la seconda parte, quella più arida, più complicata, che spiega come funziona lo Stato. Questi ragazzi, quando faranno 18 anni, andranno a votare. Voteranno per il Consiglio Comunale, voteranno per la Regione, voteranno per il Parlamento,
e quello europeo, devono capire perché cosa votano, altrimenti l'offerta politica nei loro confronti potrà, come dire, essere generica, poco approfondita, potrà dire quel che vuole. Dei cittadini invece consapevoli tendono a chiedere con più precisione ai candidati determinate cose e li votano a ragion veduta. Ecco, questo è il nostro scopo. I giovani di adesso rispettano le regole? Guardi, secondo me sì, più di prima, tutto sommato. Il tema non è però di rispetto delle regole. A noi non deve bastare un cittadino che rispetti le regole. Noi vogliamo un cittadino che capisca le regole e che semmai contribuisca a cambiarle quando non vanno bene. E la legalità non è soltanto il rispetto astratto delle regole. Fino al 1975 il codice civile prevedeva che la moglie dovesse sottoporsi all'indirizzo della vita familiare dato dal marito. Era una legge, era una regola. Era giusta? No, era ingiusta anche prima del 75. Per fortuna la coscienza sociale e la politica hanno fatto dei passi avanti e con il nuovo diritto di famiglia, proprio in quell'anno, si passò al modello attuale, dove i genitori insieme e su un piede di parità decidono le cose della famiglia. Ma prima c'è stato un periodo in cui una legge ingiusta ha, come dire, regolato la vita delle famiglie. Allora la legalità non è tanto rispettare ogni singola legge pedissequamente per la sua lettera, ma è capirne lo spirito, capire lo spirito della Costituzione e delle istituzioni, lavorare tutti insieme per un obiettivo comune. Altrimenti arriviamo al paradosso per cui abbiamo ora il problema dell'acqua, magari non è il momento di andare a bloccare un'autobotte perché ha la gomma un po' lisa, certamente gli spieghiamo che è il caso che vada a cambiare il pneumatico per la sua sicurezza, ma magari è il momento di interpretare le norme in maniera intelligente, pretendendo la sicurezza alimentare sull'acqua, quello sì, se è uso potabile deve essere sicura. E poi il resto lo metteremo a posto dopo. Ecco, ci vuole quell'intelligenza che deriva dalla capacità di capire le regole, non solo di obbedire. Il ministro dell'istruzione Valditara vieterà l'uso dei telefonini a scuola, sarà introdotto il vecchio e caro diario. Stretta totale a scuola sui telefonini, ma torna anche il diario per segnare i compiti a partire dall'anno scolastico 2024-2025. I cellulari saranno infatti vietati anche a scopo didattico. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l'utilizzo del telefono cellulare a qualsiasi scopo anche didattico, perché non credo che si faccia una buona didattica con un cellulare dall'infanzia sino alle scuole medie, e questo ovviamente ha dichiarato Valditara. Non significa l'uso del tablet o del computer, che devono essere utilizzati sotto la guida del docente. Altra novità, il ritorno del diario. Ho firmato un'altra circolare, dice ancora, per far sì che dall'anno prossimo il buon vecchio diario di una volta possa ritornare, dove il bambino segna con la sua mano e la sua penna i compiti a casa che adesso venivano messi sul registro elettronico. Il bambino doveva consultare quella scheda elettronica oppure ricorrere ai genitori, ha ancora spiegato il ministro. I genitori continueranno ad essere avvisati con il registro elettronico in modo che possano controllare, ma il bambino si abitua a scrivere. Non è un ritorno al passato, anzi si guarda al futuro con sperimentazioni in alcuni istituti legate all'intelligenza artificiale. Abbiamo deciso di avviare in alcune scuole un progetto per sperimentare a partire dall'anno scolastico prossimo assistenti basati proprio sull'intelligenza artificiale. È un progetto pilota, un passaggio significativo, dice ancora Valditara, nell'ottica di personalizzazione della didattica. L'obiettivo è valutare l'efficacia di questi assistenti nel migliorare la performance degli studenti, identificare le migliori pratiche per integrare l'intelligenza artificiale nella didattica quotidiana, assicurare che l'intelligenza artificiale sia utilizzata come strumento di supporto, mantenendo però il docente sempre al centro. Quello che si attende, ha specificato il ministro, è quindi un miglioramento dei risultati degli studenti, una riduzione del carico di lavoro amministrativo per i docenti, permettendo loro quindi di concentrarsi maggiormente sull'insegnamento e sul rapporto anche personale con i singoli studenti, una maggiore inclusione per quei bisogni educativi speciali.
Valditara ha però evidenziato che occorre innanzitutto evitare che l'intelligenza artificiale venga utilizzata come strumento di deresponsabilizzazione. Sappiamo che molto frequentemente gli studenti fanno i compiti a casa utilizzando questo nuovo metodo. Tutto questo deve essere evitato, dice ancora, e poi ha concluso: ci vuole una formazione adeguata. Non a caso abbiamo stanziato 450 milioni di euro PNRR proprio per la formazione dei docenti all'utilizzo di queste nuove pratiche, soprattutto per quella che è più in generale l'intelligenza artificiale. Linea alla regia per la pubblicità. Contro le truffe agli anziani, l'Arma dei Carabinieri arruola come testimonial speciale l'attore Lino Banfi. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Proteggere gli anziani dalle truffe e impedire ai delinquenti di continuare la loro odiosa attività criminale. Ci ha pensato l'Arma dei Carabinieri ad avviare una importante campagna di comunicazione a tutela della popolazione fragile, quella maggiormente colpita dai truffatori. Come testimonial dell'iniziativa si è scelto Lino Banfi, il nonno d'Italia, che ha subito aderito all'invito, come scrivono in una nota i Carabinieri. Il messaggio con uno degli attori più amati è un'ottima scelta per arrivare nelle case degli anziani vulnerabili alle truffe. Sicuramente è un messaggio efficace per la prevenzione. Un riconoscimento va naturalmente all'Arma dei Carabinieri, ancora una volta sensibile e presente sul territorio a difesa della legalità e dei cittadini. Va detto che Lino Banfi ha una profonda stima per i Carabinieri e l'Arma in questo caso lo ha voluto come testimonial. Lo spot si conclude con l'invito a chiamare il 112, ad avere cioè la massima fiducia negli uomini dell'Arma per averla insomma vinta contro i malviventi. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era della figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? L'estone Jean Rose ha attraversato ieri lo stretto di Messina su una fune presa tra i due piloni dell'ex elettrodotto, ma la missione è fallita per poco, ma è già un record. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Jan Rose, slackliner estone, è riuscito nella sua impresa. Ha attraversato lo stretto di Messina camminando su una fettuccia larga appena 1,9 cm, sospesa ad una vertiginosa altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. L'atleta della Red Bull ha affrontato un percorso mozzafiato di oltre 3,5 km, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana. Un attraversamento incredibile con una distanza di attraversamento simbolicamente superiore a ben 30 campi di calcio. Le sfide passate da Jan Rose hanno sempre lasciato senza parole, ma questa volta lo slackliner estone ha deciso di spingersi oltre ogni limite finora raggiunto, fisicamente ed emotivamente parlando. Dopo minuziosi sopralluoghi sull'area interessata e una lunga e intensa preparazione in Estonia, Rose ha deciso di partire da Santa Trada, Villa San Giovanni, da un punto del pilone alto 265 metri, misura superiore al più alto grattacielo italiano, arrivando a Torrefaro, Messina, ad un'altezza di 230 metri, davanti a numerosi curiosi.
Un'impresa che però non gli permette di entrare nel libro del Guinness dei primati, perché l'atleta, pur avendo tecnicamente concluso la traversata dello Stretto di Messina, superato il record del mondo in vigore, che era di 800 metri di distanza, è caduto prima dell'arrivo, quando mancavano circa 80 metri. Rose ha poi ripreso la prova portandola a conclusione, ma il regolamento prevede che sia compiuto un percorso netto fino al termine. Rose ha ricevuto una granita al suo arrivo, si è detto molto felice dell'impresa. Il tempo complessivo impiegato per l'impresa è stato di circa 3 ore, durante le quali Jan ha affrontato un dislivello di circa 130 metri, fra l'altezza di partenza e quella nella parte centrale, nei pressi più o meno di Scilla e Cariddi. Jan Rose, 3 volte campione del mondo della specialità, non è nuovo a queste imprese leggendarie. Oltre a diverse sfide di slacklining, nelle più improbabili location e con le più ostili condizioni atmosferiche, l'atleta estone è stato anche il primo e unico al mondo a realizzare un backflip, salto all'indietro con alto coefficiente di difficoltà su una slackline. I was happy that visually walking towards Messina. È stato molto bello camminare verso Messina. Era così limpido, l'acqua sotto la slackline dietro di me e davanti solo il pilone. È stata una sensazione bellissima, camminare e vedere solamente una lunga slackline gialla. E allo stesso tempo sentire le barche, i droni e le persone sotto urlare. I motoscafi, loro sono stati più rumorosi, mi distraevano. Vi lasciamo ora a questa lunga intervista fatta ai vertici dell'AICA, Settimio Cantone e Claudio Guarneri, presidente e direttore dell'azienda idrica. Siamo con il dottore Settimio Cantone, presidente dell'AICA. Siamo voluti venire qui proprio per sentire le novità in un momento in cui Agrigento purtroppo invece di capitale della cultura viene additata dalla stampa come capitale dell'arsura. Si vive un momento difficile, la gente non arriva a riempire le cisterne, le autobotti hanno difficoltà, insomma c'è un problema generale. Come AICA, come state vivendo questo momento e cosa state facendo, se a breve ci possono essere anche delle soluzioni cui so che state lavorando in maniera attiva e fattiva. Presidente. Sì, intanto ringrazio TVA per la sua solita sensibilità. È chiaro che viviamo male questa emergenza, siamo in emergenza, un'emergenza drammatica che attraversa il nostro territorio complessivamente da Sciacca fino a Licata, quindi noi stiamo semplicemente lavorando 18 ore al giorno per cercare di in qualche modo di porre rimedio alle difficoltà dei cittadini. Le problematiche sono tante, però vorrei lanciare un messaggio di rassicurazione. Qualche spiraglio lo abbiamo, nel breve AICA farà dei comunicati insieme al direttore generale Guarneri. Stiamo proprio ricercando un po'. AICA ha cambiato il suo core business, mentre prima gestiva soltanto il servizio idrico, ora i nostri uffici sotto il coordinamento del direttore generale sono preordinati esclusivamente alla ricerca di nuove fonti. È chiaro che noi finalmente la battaglia che sta facendo AICA è quella di creare, di raggiungere un'indipendenza idrica. Non possiamo dipendere da conduttori distanti centinaia di chilometri dalla nostra zona, posizionati a Palermo o nella provincia di Caltanissetta, perché qualsiasi rottura poi il prezzo principale lo pagano le comunità della provincia di Agrigento. Quindi questa indipendenza idrica alla quale auspichiamo in cosa si esplica? Nella ricerca di nuove fonti. Abbiamo individuato dei nuovi pozzi e questi pozzi potrebbero dare un concreto aiuto, perché hanno una capienza molto molto ampia, potrebbero dare un concreto aiuto alla nostra comunità. Noi abbiamo già depositato, il dottore Guarneri ed io, alla presidenza della regione, abbiamo già depositato un nuovo quadro di interventi per migliorare gli standard di efficienza idrica, i quantitativi di acqua da far arrivare alle famiglie agrigentine. È chiaro che ci vogliono i tempi, ma ripeto, siamo convinti che nell'arco delle prossime 2-3 settimane la situazione dovrebbe migliorare. Oggi viviamo in una condizione di emergenza, però lasciamo stare
le frasi fatte, capitale della cultura, non mi pare corretto nei confronti di chi ha lavorato per raggiungere questo ambizioso titolo di capitale della cultura. Non ci sentiamo la capitale dell'Arsura, ci sentiamo una zona che storicamente è stata sempre in penuria di acqua, storicamente. Questo è un anno il più siccitoso degli ultimi 120 anni, quindi non è un dato di fatto che non lo dice AICA, ma lo dicono tutte le statistiche nazionali. Quindi stiamo fronteggiando tutti i vertici di AICA insieme ai nostri operatori, ai quali voglio dare, consentimi Arturo, di dare un encomio ai dipendenti di AICA per quello che stanno facendo. Lavorano anche loro fuori dagli orari, lavorano con senso di abnegazione perché capiscono la delicatezza di questo momento. È chiaro che è una battaglia difficile, ma consentimi un ultimo messaggio: se non avessimo avuto al nostro fianco la prefettura di Agrigento, tutto ci sarebbe venuto più difficile, dalla vicenda delle autobotti alla quotidianità, alla vicenda della gestione quotidiana, ripeto. Però ecco, è una battaglia difficile, ma non ci stiamo risparmiando. Questo voglio rassicurare tutta la comunità agrigentina in questa direzione. Ecco, proprio sulle autobotti, Presidente, facciamo un attimo chiarezza, perché ci risulta che molta gente telefona però non ha risposte immediate. Ecco, cosa bisogna fare esattamente? Noi abbiamo potenziato il nostro call center, abbiamo messo persone in più, però è chiaro che la gente chiama e a un certo punto le linee si saturano, e di questo ci scusiamo con i cittadini. Però è chiaro che nonostante il potenziamento delle linee si arriva a un punto in cui le linee vanno in tilt, quindi cerchiamo di rispondere. Le autobotti le mandiamo secondo le richieste, privilegiando ovviamente le comunità sensibili, le case di riposo per anziani, i centri per i minori, l'ospedale, il carcere. Quelle hanno assicurato, così come le strutture turistiche alberghiere, quando sono in emergenza ci chiamano e immediatamente fronteggiamo l'emergenza. Però è chiaro, questo non significa avere risolto le problematiche. Le autobotti sono per noi una risorsa. Stiamo cercando di riportare in una logica di trasparenza un comparto che aveva finora agito in maniera irregolare, e non lo dico io, ma di fatto lo era. L'acqua è un bene inalienabile, AICA non permetterà mai più che l'acqua sia venduta. Gli autotrasportatori devono limitarsi a farsi retribuire per il servizio di trasporto, non per l'acqua che arriva, perché l'acqua sarà poi conteggiata con la bollettazione ordinaria ai singoli utenti. Una domanda a parte riguarda il dissalatore, le navi cisterna. Ecco, su tutti questi annunci, le navi militari, la Marina Militare che propone, diciamo, milioni di acqua, ecco, su tutto questo cosa c'è, diciamo, di immediato? A cosa state pensando? Allora, i vertici di AICA è da oltre 3 mesi che spingono sul dissalatore, e devo dire che mentre all'inizio trovavamo qualche resistenza, ora finalmente è di patrimonio comune che anche il governo regionale ci ha dato un certo assenso in questa direzione. Il dissalatore di Portembergo sarà ripristinato, saranno 2 moduli di circa 50 litri al secondo, e quindi anche questi concorreranno ad aumentare, a raggiungere quella indipendenza idrica di cui parlavo. Però è chiaro che i tempi sono purtroppo contro di noi, perché non è che un dissalatore si monta dall'oggi al domani. Direttore Claudio Guarneri, siamo qui all'AICA, grazie per averci concesso questa intervista. Tante le novità, ma le risposte immediate che darete alla città per, diciamo, questo fabbisogno idrico? Noi, con tutto il lavoro che abbiamo fatto in queste ultime settimane, stiamo recuperando quasi per intero la carenza che deriva di acqua da parte di Sicilia Acque. La Sicilia Acqua ci ha dato circa il 40% in meno di acque che ci riforniva di solitamente, e che equivalgono a 250 litri secondo. Noi, con tutta la ricerca di pozzi che si concluderà nell'arco di 20 giorni, massimo un mese, siamo riusciti a recuperare circa 250 litri secondo. Quindi abbiamo completamente ovviato a questa carenza che deriva dalla crisi idrica regionale e quindi dalla mancanza di acqua che ci dà Sicilia Acqua. Quali sono i comuni che soffrono di più, oltre alla nostra città ovviamente?
Devo dire che la nostra città, che tutto sommato non è tra le peggiori nell'ambito del nostro territorio, i comuni che ne soffrono di più sono i comuni della montagna, quelli dell'entroterra, perché i comuni costieri riescono a ricevere acqua dai nostri pozzi e quindi l'acqua là non manca, però per un sistema di interconnessione indubbiamente noi cerchiamo di distribuirla equamente, ma mentre la zona del litorale bene o male riceve acqua, seppur con i problemi che sappiamo, la montagna ancora di meno. Perché al centro storico si soffre maggiormente la distribuzione idrica? Che c'è un problema di pressione, perché nessuno ha le cisterne. Io ricordo che circa 20-25 anni fa l'allora sindaco di Agrigento aveva emanato un'ordinanza dove obbligava specialmente i condomini grandi, i grattacieli, a munirsi di cisterne ai piedi del palazzo, e questo indubbiamente evitava la carenza di pressione che l'acqua porta. Io direi che questo in un certo senso dobbiamo ripristinarlo. In atto però noi vediamo che il centro storico intanto non li possiamo fornire di autobotti perché non riescono a entrare, non possiamo dare acqua perché non c'è pressione adeguata, quindi stiamo cercando delle soluzioni anche temporanee per cercare di alleviare il problema. Che novità abbiamo relativamente appunto al dissalatore? Il dissalatore è già stato finanziato, ne sono stati finanziati 3 tramite l'FSC, il Fondo Sviluppo e Coesione. È stato circa 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Sicilia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tempo che si conclude l'iter, che speriamo sia fra poche settimane dovrebbe concludersi, poi occorrerà il visto della Corte dei Conti. Si conta verso ottobre di poter partire con gli Spesso appalti. la gente si lamenta che i turni idrici che voi annunziate non vengono rispettati e c'è un tempo di recupero molto lungo. Ecco, a questo ci avete anche pensato? No, hanno ragione. Il problema è che l'acqua, quando non arriva da parte in linea di massa di Sicilia Acque, saltano i turni. Sulla rete idrica, direttore, la lascio. E la rete idrica, tutti attendono questa rete idrica, i fondi di coesione, ma che tempi abbiamo? Che tempi avete? Insomma. Ma è nello stesso calderone, diciamo, nel Fondo Sviluppo e Coesione dei dissalatori. Contiamo a ottobre, già la gara è fatta, addirittura c'era stata una consegna provvisoria dei lavori, contiamo a ottobre di farla partire. Io sono dell'avviso che non dobbiamo fare proclami come probabilmente non sono stati fatti prima, che entro 8 mesi si conclude. Io penso che il lavoro all'interno del comune di Agrigento comporterà non meno di 18 mesi di lavoro. Però stiamo cominciando a lavorare per circoscrivere le zone da dove iniziare, in maniera tale che di step dopo step possiamo alleviare, perché quello della rete idrica, che non è solo Agrigento, noi percepiamo Agrigento perché ci viviamo. Direttore, parliamo della situazione economico-finanziaria dell'AICA, una situazione appesantita anche dall'alto costo dell'acqua che Sicilia Acque, diciamo, siete costretti a pagare. Qual è la situazione finanziaria al momento? Ma non è una situazione fluida, perché al fatto che del costo altissimo di acqua che paghiamo a Sicilia Acque, in virtù di una convenzione che circa 20 anni fa era stata stipulata tra la regione siciliana e Sicilia Acque, oltre a questo noi viviamo la crisi dei comuni, per cui anche i comuni ci devono parecchie somme. E quindi viviamo un momento di crisi. Ecco, ma ci sono comuni, mi risulta, che insomma non vorrebbero pagare, non hanno intenzione di pagare. No, non ce n'è. Obiettivamente nessuno ha mai detto che non ha intenzione di pagare. Di fatto non insomma pagano. prendono tempo, ecco. Esatto, di fatto molti non pagano e questo è un grave problema. Abbiamo attenzionato più volte l'assemblea dei soci, che sono i comuni nostri proprietari, perché questa è una situazione insostenibile. Ecco, lei parlava, un'ultima domanda, parlava che la crisi idrica viene
sentita maggiormente dai comuni della montagna, immagino Cammarate e San Giovanni Gemini, ma proprio lì c'è uno stabilimento che pompa acqua e la vende, la stravende, per cui si potrebbe intervenire in qualche modo verso questo stabilimento che c'è, diciamo, a Cammarata lì. Ma la regione può intervenire, è una cosa che passa al di sopra della nostra testa. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si vedono in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle ore 9. Questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.